Un'escalation continua di incendi in discariche e impianti di trattamento di rifiuti in Veneto, con toni immediatamente preoccupati per le ricadute sull'ambiente circostante, ma la combustione di questi rifiuti ha portato Federico D'Inca, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, a un ragionamento più complesso. Cioè che di volta in volta, mese dopo mese, bruciano impianti di riciclaggio, di stoccaggio di rifiuti in tutto il Veneto. Non possiamo dimenticare la NEC di Monselice, non possiamo dimenticare anche l'ecoricicli della Veritas o gli impianti a Rossano Veneto ed altri ancora. Bruciano nel Veneto in un silenzio assordante. Per questo D'Inca ha depositato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, portando la sua attenzione su questo fenomeno non più isolato. C'è una profonda paura che vi sia un'inversione di tendenza dal sud verso il nord Italia e per cui questo flusso di rifiuti possa arrivare come terre praticamente di arrivo in Veneto, in Lombardia e in Emilia-Romagna, ma soprattutto in Veneto. Forze di polizia e magistratura si trovano a occuparsi sempre più spesso di queste vicende. Non sono nuove anche in questo periodo le indagini fatte dal NOI di Brescia nei confronti di alcune grandi aziende che svolgono appunto il lavoro all'interno del riciclo dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti stessi. La preoccupazione più grande è appunto che questo tragitto inverso possa colpire il Veneto e di volta in volta assistiamo a questo bruciare di capannoni carichi di rifiuti. Il deputato pentastellato chiede al ministro interventi di contrasto al traffico di rifiuti verso il nord Italia in genere, ma anche alla Regione Veneto di alzare la guardia per non trovarsi a gestire sul proprio territorio una nuova terra dei fuochi. E dobbiamo capire se è una responsabilità penale, civile e se, come appunto vi sono queste indicazioni, vi è la possibilità di un nuovo traffico di rifiuti che dal sud Italia vengono verso il nord Italia, verso un Veneto che da una parte è molto laborioso, ma che dall'altra assiste inerme a questi capannoni che bruciano carichi di rifiuti.